Buonasera cari ascoltatori, anche oggi siamo con voi noi dei Rami dell'Ulivo e ci apprestiamo a passare del tempo con voi leggendo e cercando un pochettino di meditare dalla parola di Dio. Vogliamo ricordarvi anche questa sera il nostro indirizzo che è via Castelfranco Veneto 85/2 Pordenone. Per la precisione vi ricordiamo che trasmettiamo dalla Chiesa di Fede Assemblee di Dio, Faith Assembly of God. Vi ricordiamo e con questo vi invitiamo a partecipare al nostro culto domenicale che avviene dalle 9 alle 11. Bene, allora il brano, il verso che oggi leggeremo insieme è tratto dal Vangelo di Matteo, da Matteo 6, verso 34. Leggiamo insieme. Non siate dunque in ansietà del domani, perché il domani si prenderà cura per conto suo. Basta a ciascun giorno il suo affanno. Parola di Dio. Allora, in questo verso Gesù parla alle persone che sono venute ad ascoltarlo e dà una serie di insegnamenti, perché sappiamo che Gesù è anche venuto sulla terra principalmente per, per adempiere alla sua chiamata che era quella di venire a salvarci dal peccato, di essere da tramite, di essere l'espiatore del peccato. Morendo in croce, lui ha preso i peccati del mondo su di lui e accettandolo nella nostra vita, noi possiamo avere comunione con il Padre. Ma oltre a questo lui è venuto anche a aiutarci nel nostro cammino, lui ci ha tracciato il cammino che dobbiamo fare, ci ha dato delle indicazioni, ci ha dato dei consigli e uno di questi consigli è proprio situato, è proprio espresso in questo verso. Gesù dice, non siate dunque in ansietà. Allora, vediamo qua proprio c'è la parola ansietà, l'espressione ansietà, che è un'espressione, diciamo, è un'azione, non siate in ansietà, che chiaramente la parola ansietà, mi sono detta, viene da ansia, no? Allora, che cos'è l'ansia? Voi sapete che ho piacere di andare a vedere un po' il significato reale, no? Delle parole che sono scritte, anche perché la parola di Dio è parola e quindi da una parola possiamo capire tante cose. Allora ho fatto questa minimissima ricerca e ho cercato il significato della parola ansia. Allora, la risposta che ho avuto a questa piccola ricerca è, detta in breve parole, diciamo, la definizione dell'ansia è: l'ansia è una reazione emotiva caratterizzata da tensione, preoccupazione e paura per un evento che potrebbe o dovrà verificarsi. Ecco, la cosa interessante è questa reazione nostra, perché qui Gesù sta parlando alle folle, alle persone che sono andate a ascoltarle, ma la parola di Dio è riportata anche a noi e quindi in questo momento il Signore Gesù ci sta dicendo non siate in ansietà, non abbiate ansia. E l'ansia che cos'è? È la preoccupazione, è la paura. Allora vediamo che veramente la parola di Dio è moderna, perché è moderna ed è stata scritta per proprio per
che ogni persona la leggesse nel corso degli anni. Evidentemente anche negli anni, anzi sicuramente perché se è stato scritto quando Gesù parlava alle folle, sapeva che le persone erano in ansia, soffrivano già di questa, possiamo dirla, questa che è la malattia di questo secolo, di questi tempi, soffrivano anche loro e perché avevano diverse ansietà. Magari erano di origine diversa, perché nei passi, nei versi che noi troviamo prima, vediamo che il Signore dice non siate in ansietà per quello che mangerete o berrete. Magari l'ansia dei tempi di Gesù è un'ansia proprio portata verso i beni di prima necessità, che poi è anche l'ansia che abbiamo noi, perché comunque anche noi abbiamo le bollette da pagare, abbiamo tante cose da fare, ma forse ai nostri giorni c'è proprio un'ansia ancora più sottile, ancora più forte, che il tipo di società in cui noi viviamo ci porta a questo tipo di ansia più forte, cioè c'è proprio, diciamo, viviamo in un mondo che vive molto velocemente, che pretende molto velocemente, in cui le cose scorrono molto velocemente. Penso, non lo so, alla posizione anche, mi permetto anche di parlare come donna, no? Cioè, una volta la figura della donna era la figura dell'angelo del focolare, doveva essere una brava moglie, doveva essere una brava madre, tutte cose giuste. Oggi oltre a essere ha richiesto di essere una buona moglie o una buona madre, alla donna sono richieste tante cose, di essere molto bella, certo questo era anche ai tempi di Gesù, ma anche di essere una buona lavoratrice, di essere una manager, cioè le cose sono veramente l'ansia a cui questa società, dico questa società perché leggiamo oggi questa parola ci porta, sono ancora, credo, maggiori dell'ansia di una volta. E così anche l'uomo, perché anche l'uomo forse viene soggetto a pressioni più forti di quelle che potevano avere gli uomini ai tempi di Gesù. Certo, l'uomo aveva un ruolo ben preciso, doveva lavorare, doveva essere la fonte, diciamo, di sostentamento della famiglia. Anche oggi è così, ma anche gli uomini sono aggravati ancora di più oggi da questa società, perché come dicevo, qua bisogna essere uomini di successo. Dicevo, alle donne è sempre stata richiesta questa cosa, anche l'immagine, no? Oggigiorno è richiesta l'immagine anche all'uomo e tante altre cose. Ma Gesù cosa dice? Cosa diceva allora e cosa dice anche oggi? Non siate in ansietà del domani, cioè non vi preoccupate di quello che dovrete affrontare domani, di tutte queste cose materiali e anche di queste pressioni psicologiche che dovrete affrontare domani, perché a ogni giorno basta, perché il domani si prenderà conto per conto suo. Cioè Gesù in questi versi, secondo la mia lettura, mi permetto di dirlo, è veramente invita anche a vivere con più tranquillità, a vivere secondo quelli che sono proprio i canoni anche del Signore. Non viviamo, qui vediamo proprio anche come vi dicevo io, l'ansia, no? Che è una reazione per un evento che spesso non è un evento che debba anche avvenire. Viviamo il momento con più pace, cerchiamo di godere anche di questa pace, di questo amore
che Gesù ci ha donato andando a morire in croce per noi. Perché in fondo l'invito che Gesù fa in questo momento alle folle, l'ammonimento anche che nei versi prima fa dicendo non vi dovete preoccupare perché ci sono io, perché io vi invito a leggere tutto diciamo, il paragrafo no, da cui è tratto Matteo 6, verso 34, incominciando magari dal verso 19, vedrete che Gesù proprio dice non vi preoccupate, sono i pagani che si preoccupano, voi che siete figli miei non vi dovete preoccupare perché ci sono io. E in fondo questo è lo stesso invito che Gesù ha fatto in diverse occasioni. Ecco, una delle occasioni in cui il Signore Gesù ha detto ancora una volta che non dobbiamo preoccuparci, perché ancora una volta Lui ci dice che ci ama, che si prenderà cura di noi, lo possiamo ritrovare. Uno dei riferimenti che ho trovato è in Matteo 11, verso 28, quando Gesù dice, Matteo 11, verso 28, venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, e io vi darò riposo. Ecco, anche in questi versi ritroviamo proprio il peso della vita, il peso degli eventi, il peso dello stress a cui l'uomo in un modo o nell'altro è sempre stato sottoposto. E anche in questo verso che cosa dice Gesù? Venite a me. Ecco, dice venite a me, non andate a cercare la pace da altre parti. Venite a me. E dicendo questo venite, secondo me il Signore anche ribadisce un pochettino che è Lui l'autorità, perché è da Lui, cioè dove possiamo andare se non da colui che ci ha creato? Dove possiamo ricevere refrigerio se non da colui che sa ogni cosa perché è il nostro creatore? E così anche questo venite da me vuol dire sì, certamente è un invito a cui lui fa oggi, che continua a fare, ma è anche un modo di dire non andate da un'altra parte, perché io vi darò riposo. Ecco, il vero riposo è solo nel Signore. Noi purtroppo viviamo, come dicevo prima, in questa società che non ci dà riposo, ma il Signore Gesù, tramite questi versi, ci ha promesso il riposo. Il problema è che la maggior parte di noi non accetta questo riposo, non riesce a entrare in questo riposo. E devo confessarvi, cari ascoltatori, sapete che mi piace raccontarvi da cosa nasce la scelta dei versi che poi la domenica decidiamo di condividere con voi, le nostre piccole meditazioni. Ecco, anche questo verso è nato, come vi ho raccontato forse altre volte, da un momento mio di difficoltà in cui avevo un'agitazione nel cuore e ho proprio sentito questa cosa dentro di me che mi sono ricordata di questo verso, è venuto alla mia mente questo verso che dice proprio non siate in ansietà solleciti di cosa alcuna, perché
il domani si prenderà cura per conto suo. Cioè, ancora il Signore mi sta dicendo, Cristina, non ti preoccupare di quello che sta per accadere, ma goditi la salvezza che io ti sto dando, mettiti completamente nelle mie mani, stai davanti a me, vieni da me perché io, io ti darò pace, perché solo confidando in me tu puoi avere la pace. E invece, come al solito, cari ascoltatori, Cristina, non so voi, ha questa tendenza a rivolgersi agli altri, a magari sfogarsi con gli altri, invece di andare in preghiera e sfogare anche quelle che sono le nostre esigenze, le nostre, tra virgolette, preoccupazioni, noi abbiamo, Cristina ha la tendenza a andare dagli altri, a cercare appoggi umani. Del resto siamo di carne, ma nel momento in cui abbiamo accettato Gesù nella nostra vita come personale salvatore, noi siamo stati riportati al Padre, siamo figli di Dio e invece di andare dal nostro Padre a chiedere, a esprimere e a farci consolare, cosa facciamo? Andiamo, ci comportiamo come se non avessimo un padre, come se il Signore non ci amasse e ci lasciamo andare. Cristina, tu ti lasci andare in quest'ansia, che certamente è un'emozione, non è qualcosa che vuoi volontariamente fare, però l'ansia è frutto del fatto che tu non sei completamente appoggiata a me, che tu continui a comportarti come se io non ci fossi. E invece torniamo al nostro verso principale, Matteo 6, Gesù oggi ci dice: non siate dunque in ansietà del domani, perché il domani si prenderà cura per conto suo. Non siamo in ansietà per il domani, appoggiamoci a Dio, appoggiamoci con tutto il cuore, con tutto il nostro essere a Dio e godiamoci l'oggi, concentriamoci nell'oggi, concentriamoci in quella che è la volontà di Dio per oggi, perché noi credenti anche siamo un po' anche, abbiamo un po' il male anche, ce lo portiamo, diciamoci la verità, sia nell'ansia che in altri comportamenti, il male di questo modo, di pensare sempre al futuro, che non è sbagliato fare dei progetti, ma Dio ha una volontà per ogni istante. Noi in questo momento, ecco, io in questo momento sto parlando con voi. Tu, caro ascoltatore, stai ascoltando la radio e credo che questa sia stata la volontà di Dio in questo momento, ma fra un'ora Dio avrà un'altra volontà. Qual è la volontà che azione dobbiamo fare durante la giornata? Ecco, occupiamoci di questo, non andiamo a stressarci, uso una parola moderna, andando troppo avanti anche con la nostra mente, no? Perché anche andando avanti con la nostra mente, alla fine noi cosa facciamo? Usiamo la nostra mente, ma noi sappiamo che il Signore ha detto che noi dobbiamo camminare nello Spirito e che quindi se noi siamo in comunione con Lui, Lui saprà indicarci la strada, Lui appianerà ogni cosa, Lui provvederà ad ogni cosa.
L'importante è che noi siamo in comunione con Lui, che noi ci appoggiamo a Lui, che noi troviamo pace in Lui. E questo invito l'ha spesso ribadito il Signore, anche andando più indietro nella parola di Dio, più indietro rispetto ai Vangeli. Se noi andiamo in Geremia 6,16, vedremo anche qui che si parla di riposo. Allora, leggiamo insieme Geremia 6,16. Così dice l'Eterno: fermatevi sulle vie e guardate e domandate dei sentieri antichi, dove sia la buona strada, e camminate in essa, così troverete riposo per le anime vostre. Ma essi rispondono: non cammineremo in essa. Ecco, qui purtroppo il Signore aveva fatto un ammonimento al suo popolo, che era quello proprio di ricercare, no? La sua via, dove appunto avrebbero trovato la pace, ma il popolo non ha ascoltato. Ma noi oggi vogliamo ascoltare questo invito, no? Queste braccia allargate, vogliamo abbracciare il Signore che ci dice: non siate dunque in ansietà, venite, appoggiatevi a me, non pensate al domani, ma pensate a stare in comunione con me, pensate a ricercare, come dice un altro verso, la mia presenza, cercate il Signore e tutto il resto vi sarà sopraggiunto, è scritto. Quindi ancora una volta la soluzione a tutti i nostri problemi, la soluzione a tutte le nostre ansie, la soluzione alla nostra vita è ascoltare il Signore, ascoltare i consigli del Signore, non essere in ansia, quindi anche sottomettere quelle che sono le parti di quello che noi siamo, perché noi siamo in un corpo e quindi siamo anche nella carne, in favore degli insegnamenti che ci ha dato il Signore, che ci dice di esercitare la nostra fede ascoltando e vivendo la sua parola. E ancora una volta lui proprio ci dice: vivete l'oggi con serenità, perché io ho pagato alla croce un prezzo alto per darvi questa pace. Vivetela, non siate in ansietà, venite da me perché io vi darò riposo. E così, cari ascoltatori, proprio perché vogliamo trovare questo riposo, l'invito che io faccio a me stessa e l'invito che ogni domenica facciamo al Signore e a voi, cari ascoltatori, è quello di trovare proprio rifugio nel Signore, ma un rifugio reale, un rifugio che veramente ci dà quella pace che Dio ci può dare, che ci sa dare e che se tante volte non abbiamo, certamente ci sono dei casi della vita in cui non è facile, ci sono delle problematiche che non è facile, ma Dio ci dà la pace che sovravanza ogni cosa e quindi dobbiamo sforzarci ancora oggi di andare davanti a Lui. Noi che conosciamo, diciamo che ci siamo già approcciati e abbiamo già conosciuto Gesù e lo ringraziamo perché ci ha salvato tramite la sua croce e soprattutto tu caro ascoltatore che magari ancora non conosci la grazia che il Signore Gesù ti ha fatto al Golgota. Ecco, proprio per questo anche oggi vi desideriamo
lasciare per l'ennesima volta i nostri numeri di riferimento. Il primo del nostro pastore che è 3, 8, 9, 6, 8, 1, 2, 9, 2, 2. E non dimentichiamoci che i rami dell'ulivo hanno anche una linea di preghiera, richiedendo delle preghiere, quindi anche coinvolgendo anche noi, no? In quelli che sono le vostre richieste, potremo andare insieme al Padre e risolvere, perché non c'è niente che il Signore non possa risolvere, ogni vostra esigenza, e quindi anche poter godere di quella pace e non entrare in quell'ansia in cui il Signore Gesù ha esortato ai tempi della sua venuta sulla terra, esorta ancora oggi di non entrare. E il numero della preghiera della linea di preghiera, scusatemi, è 3, 4, 0, 7, 4, 3, 5, 0, 0, 8. Ecco, veramente il nostro tempo anche questa sera è terminato e quindi vi rimandiamo alla prossima settimana e insieme cerchiamo di ubbidire proprio a questi inviti che il Signore ci fa, che il Signore ci ha fatto anche quest'oggi tramite la lettura della sua parola, di non entrare in ansia, di non andare troppo in là, ma di cercare giorno per giorno qual è la sua volontà, accettandolo prima di tutto nella nostra vita e proprio accettando anche il riposo che Lui ci vuole dare. E quindi, cari ascoltatori, buona settimana e a domenica prossima. Shalom!